Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Palermo e la paura in vista dell'ultimo dell'anno, interviene il sindaco, non è una città insicura, dice, ma gli ultimi episodi di violenza indicherebbero altro. Intanto pioggia di insulti sui profili social dei due fratelli coinvolti nell'omicidio di Lino Celesia. Obiettivo Capodanno sicuro a Catania, il sindaco Trantino vieta i botti per 24 ore dal mezzogiorno di domani e per la notte di San Silvestro assicura il questore Bellassai grande impegno delle forze di polizia. Aveva accusato l'ex marito ma la storia non reggeva, ha confessato la cinquantenne di Palma di Montechiaro che ha sfregiato l'uomo con l'acido. Una bimba di 7 anni è morta all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove era stata portata perché aveva una febbre molto alta. Saranno gli esami a definire i motivi del decesso. Rischia di essere un inizio anno fra i rifiuti in una Palermo invasa dalla spazzatura, mentre l'azienda di raccolta accusa i cittadini. A Messina invece fioccano le multe per chi sporca la città e viene incastrato dalle telecamere trappola. Anna Castiglia sarà una delle star del concerto di fine anno domani sera in Piazza Duomo a Catania. In anteprima le parole della cantante rivelazione di X Factor. E nella città etnea è tutto pronto per il tradizionale concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla nostra antenna Sicilia e in streaming sulla siciliaweb.it. Calciomercato, fra qualche giorno si entra nel vivo, dal 2 gennaio si potranno ufficializzare i primi colpi. Catania e Palermo già molto attive. Di nuovo bentrovati. Palermo non è una città insicura, così il sindaco del capoluogo La Galla interviene sugli ultimi episodi registrati in città che indicherebbero il contrario. Intanto ci sono ancora strascichi sui social dopo l'omicidio dell'ex calciatore Lino Celesia. Sentiamo. Palermo non è una città insicura, lo dicono le classifiche. Il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto La Galla, interviene sul problema sicurezza in città e replica mettendo sul tavolo numeri e classifiche di pericolosità. Il Censis attesta che tra 14 città metropolitane d'Italia, Palermo è 10ª per numero di reati e pericolosità percepita, ha detto il sindaco. Questo non significa che il problema non c'è, ma va riportato alla sua dimensione comparativa. Si è detto che il ritardo nell'approvazione del regolamento comunale sulla Movida abbia influito sugli ultimi fatti criminali a Palermo, ma questa più che una bugia è un'idiozia. Gli ultimi episodi di violenza però in questo momento attestano altro, come la rabbia di parenti e amici di Lino Celesia, l'ex calciatore ucciso all'interno della discoteca Noc 3 di Palermo. I profili social dei due fratelli coinvolti nell'omicidio sono stati invasi da una pioggia di insulti e minacce. La squadra mobile di Palermo sta valutando concretamente la pista della premeditazione. Ci sarebbe un filo rosso che collega vari episodi, il liti alla Bucceria di Palermo e anche i colpi di pistola in via La Lumia, ma la movida che si riflette anche sugli eventi di Capodanno. La serata del 31 è stata annullata nella discoteca Mob di Carini. Il mega concerto di Piazza Politeama in cui si esibirà l'artista Elodie sarà praticamente blindato invece, con oltre 500 uomini e donne a vigilare intorno alla zona del Politeama. Serpeggiano ansie e paure tra cittadini, commercianti, albergatori e persino tra chi dovrà presidiare le piazze Ruggero VII, Castelnuovo e vie limitrofe. Nella zona blindata potranno accedere solo 9.800 persone, ma sono molti cittadini che eviteranno di uscire la notte del 31 proprio a causa degli ultimi fatti di cronaca. Il concerto di San Silvestro è il primo maxi evento infatti a essere organizzato dopo i 2 recentissimi episodi di violenza che hanno terrorizzato la città. E ci spostiamo a Catania. Per Capodanno, polizia in prima linea per garantire l'incolumità pubblica. Il sindaco Trantino vieta botti e fuochi d'artificio fino a mezzogiorno del 1° di gennaio e continuano i sequestri di petardi illegali. Tonino De Mana. Esserci sempre al servizio della gente, per la gente e in mezzo alla gente, come l'atteso pienone ed il conseguente servizio d'ordine imponente per il Capodanno in Piazza Duomo. Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, passa e rassegna un anno di attività elencando le principali operazioni di polizia, da catena spezzata a doppio petto, senza dimenticare blitz, mine vaganti e sottotraccia, ma è già concentrato sul lavoro che attende la polizia nelle prossime ore, in vista della notte più movimentata dell'anno. Il centro storico di Catania sarà invaso da migliaia di persone e per alcune ore sarà come rivivere la festa di Sant'Agata. Abbiamo previsto un piano straordinario di controllo del territorio. Ci sarà una giornata del tutto particolare perché c'è il concerto di fine anno che ci vede impegnati
già da qualche tempo, per cui è stato già effettuato un comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura, molti tavoli tecnici, molti sopralluoghi. E anche la notte dei botti, tanto pericolosi quanto temuti, specie quelli non autorizzati o cosiddetti artigianali, e il pensiero corre alla bomba scudetto che rievoca l'impresa del Napoli dello scorso campionato, un ordigno dall'elevato potenziale esplosivo. Bisogna dirlo, sono comunque dei prodotti pericolosi che possono provocare dei gravi danni anche all'incolumità delle persone, che vanno approcciati quindi con grande attenzione. E scendono in campo gli artificieri con un vademecum per utilizzare prodotti pirotecnici in sicurezza, consultabile anche sul sito della polizia. Intanto si susseguono i sequestri a Catania e in tutte le province dell'isola, e al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un'ordinanza che vieta botti e fuochi d'artificio dal 31 dicembre fino a mezzogiorno del 1 gennaio. Per i trasgressori sono previste multe da 100 a 500 euro. Una cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri a Messina perché aveva in casa 300 kg di botti illegali e candelotti di fabbricazione artigianale. I fuochi sono stati sequestrati e trasferiti in un deposito autorizzato. Aveva denunciato l'ex marito, ma la storia non reggeva e alla fine ha confessato. La cinquantenne di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, ha sfregiato con l'acido l'uomo e adesso è in carcere. Davide Sardo. Silvana Sfortuna ha confessato, ha ammesso le sue responsabilità, ovvero di aver sfregiato con l'acido il suo ex marito, il 48enne Saro Gioacchino Morgana. La cinquantenne di Palma di Montechiaro ha risposto alle domande del GIP del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, che aveva firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Silvana Sfortuna ha confessato anche di aver finto di essere stata lei la vittima dell'aggressione. La donna ha tentato di giustificare il movente, avrebbe sfregiato il marito per vendicarsi delle violenze subite. Già ieri, durante la conferenza stampa in questura, il procuratore Giovanni Di Leo aveva parlato di vicenda abbastanza chiara, con prove inconfutabili. Non ho mai visto una donna aggredita con l'acido che ha lesioni tutto sommato limitate e superficiali e l'aggressore viceversa fisicamente distrutto. Adesso la procura verificherà compiutamente ogni circostanza narrata dalla donna, attualmente in carcere, per dare così conferma a movente e dinamica del grave fatto di cronaca. Una bambina di 7 anni, Aurora Filiberto di Casteldacce, è morta all'ospedale Buccheri La Ferla, dove era stata portata a seguito di un'influenza. Per capire cosa sia successo bisognerà attendere i risultati del riscontro diagnostico che verrà eseguito nei prossimi giorni dopo il prelievo di alcuni campioni di tessuti, organi e del sangue. Sono stati i genitori ad acconsentire agli esami per cercare di capire cosa sia successo alla bimba. La piccola non aveva patologie, ma solo una febbre molto alta che non riusciva a scendere nonostante i farmaci. Incidente molto grave nella notte, una 18enne di Taormina è morta in uno scontro frontale che si è verificato sulla 114 nel territorio di Acireale. 5 i feriti nell'impatto tra un'auto e un furgone, inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare la ragazza. Torniamo adesso a Palermo. Abbiamo parlato del Capodanno nel capoluogo in apertura del nostro telegiornale, un periodo di feste in cui la città è invasa dai rifiuti. La RAP, che gestisce la raccolta, si difende: i palermitani non hanno rispettato le regole. Sentiamo Marco Gullà. Palermo invasa dai rifiuti. Durante le giornate di Natale ad essere attivi erano soltanto il 50% degli operatori della RAP, azienda partecipata che si occupa della gestione dei rifiuti del capoluogo, condizione che ha praticamente rallentato nettamente la raccolta della spazzatura. Così diversi quartieri del capoluogo siciliano sono totalmente invasi dall'immondizia, come vediamo appunto da queste immagini. All'interno dei cassonetti e tutto intorno c'è di tutto, dai classici sacchi agli ingombranti, ma anche materassi e mobili abbandonati. Le zone periferiche della città affogano tra i rifiuti: Buonagia, Zenne, Croillas, Brancaccio e Zisa. Tra piazza Giulio Cesare e la zona degli ospedali sono tante le stazioni di raccolta invase dall'immondizia e alcuni tratti dei marciapiedi non sono praticabili. La RAP però punta il dito contro i cittadini. Le vacanze natalizie purtroppo, per l'ennesima volta, ahimè, noi palermitani
non riusciamo mai a rispettare le regole, quindi i giorni festivi, che doveva essere dei giorni in cui non si doveva assolutamente buttare niente, né differenziato né indifferenziato, ovviamente tutti i palermitani hanno regolarmente buttato l'immondizia nei cassonetti, e quindi ci ha creato delle difficoltà, anche perché quei periodi abbiamo fatto dei progetti volontari che chiaramente hanno portato solo in parte il personale a lavorare, e quindi ci stiamo creando un po' di difficoltà, che comunque da oggi stiamo cercando di recuperare, e quindi già da ieri gli operai sono a pieno regime per recuperare quei giorni di vacanza. Ma la cittadinanza replica. Come facciamo a tenere i rifiuti dentro casa? Una sorta di botta e risposta che però non produce assolutamente effetti positivi, perché ad un giorno da Capodanno la città si presenta sporca e assediata dai rifiuti. Una storia che si ripete. A Messina invece la tecnologia e le telecamere portano alle multe per chi sporca la città. Negli ultimi 4 mesi diminuite in modo significativo le discariche abusive. Nel 2024 i sistemi di controllo verranno addirittura aumentati. Francesco Triolo. Che Messina abbia avviato da tempo una battaglia contro gli zozzoni è cosa risaputa, ma negli ultimi 4 mesi dalle parole, dagli annunci si è passati ai fatti. Messina, servizi, Polizia Municipale e Metropolitana hanno messo in campo una campagna per scovare chi ancora non si rassegna alle regole della differenziata e continua ad abbandonare i propri rifiuti, inquinando e sporcando la città. Un progetto con l'impiego di 60 fototrappole che hanno immortalato lanci del sacchetto dalle auto, cittadini che abbandonavano rifiuti e quelli che piuttosto che andare nelle isole ecologiche preferiscono mettersi in auto e raggiungere i Colli Sarrizzo per gettare la propria spazzatura piuttosto che differenziarla. Tra loro identificati anche cittadini che pagano regolarmente la Tari. A parlare sono i numeri: 485 gli eventi registrati, 91 i siti controllati, 43 i luoghi in cui l'effetto telecamera ha funzionato come deterrente, abbattendo del 100% la formazione di mini discariche abusive. In altri invece la presenza delle telecamere ha fatto solo spostare i cumuli dei rifiuti. In un anno costano quasi 1 milione di euro alla società. Sono bonifiche che vengono fatte puntualmente, ogni area stabilisce 2-3 giorni la settimana proprio per bonificare quelle che ormai sono delle discariche che puntualmente vengono pulite e puntualmente vengono nuovamente risporcate. L'obiettivo è frenare un fenomeno sempre in espansione ed aumentare la soglia della differenziata per raggiungere il 65%. Il Comune è pronto ad installare altre 150 telecamere e ne sta acquistando ulteriori 1000 nel 2024. Avviate anche controlli con i droni per i torrenti, un'attività a tappeto che mira a sensibilizzare i cittadini. Dal 9 ottobre il codice dell'ambiente ha subito una modifica, dove era stabilito prima che si verbalizzava il cittadino non rispettoso dell'ambiente con 600 euro di sanzione amministrativa, adesso invece è prevista una sanzione penale. 4 migranti con ustioni da carburante, anche una donna al 4° mese di gravidanza, 9 con scabbie e un bambino con un occhio di vetro. Ci sono anche loro fra gli ultimissimi sbarcati a Lampedusa e tutti sono stati portati al poliambulatorio di Contrada Grecale dopo gli sbarchi a Molo Favarolo. Si tratta di persone che sono salpate, a loro dire, dalla Libia. Domani il quotidiano La Sicilia uscirà con un inserto con i contributi di 20 fra scrittori, giornalisti, imprenditori e anche sportivi e personaggi dello spettacolo. Il titolo è La Bella Sicilia, il commento del direttore Antonello Piranio. Direttore, nuovo inserto di fine anno, 20 firme prestigiose ad arricchire la proposta del quotidiano La Sicilia. Sono gli auguri nostri in edicola e online per i lettori, sono degli auguri, nessuno ha la palla di vetro, nessuno dei 20 ospiti, però tutti quanti hanno una loro immagine della Sicilia che potrebbe essere già nel 2024, ma a partire dal 2024, perché un cambiamento richiede ben più di 12 mesi, un cambiamento vero. E noi proviamo ad analizzare in maniera volutamente anarchica questa prospettiva dell'isola che è e che vuole essere. C'è stato un contributo su tutto che l'ha colpito di più? Vorrei non offendere nessuno, diciamo che abbiamo messo geopolitica, cultura, società, sport e attenzione alle persone. Allora, in questo senso mi piace ricordare che abbiamo il pezzo autoriale del primo avvocato africano d'Italia, che è Denise Zaksongo.
L'inserto si intitola La bella Sicilia, ma che 2024 sarà per la Sicilia in un'isola in cui tutti gli indicatori sono negativi? C'è anche un controtitolo che una nessuna 100.000. La Sicilia, come tante altre terre, è una terra complessa, ci sono luci e ombre, come ricordi bene tu, molte sono le ombre, gli indicatori economici, sociali più in generale sono tutti al negativo. Noi anche come operatori dell'informazione vogliamo e dobbiamo e ambiamo a intercettare quelle vie dello sviluppo possibile che magari non soltanto in 12 mesi possono aiutarci a venire fuori dalle secche e quindi a provare a invertire queste tendenze che ci danno oggi al negativo. La pagina dello spettacolo adesso. Anna Castiglia con Mario Biondi e Tananai sarà tra gli artisti che animeranno la serata di Capodanno a Catania. L'ha intervistata Eva Spampinato. Sono una vittima eclettica e non escludo la politica, la musica, assoggettata dagli errori della fisica. Anna Castiglia, dal palco di X Factor al palco di Piazza Duomo a Catania per il tuo primo Capodanno da protagonista in piazza. Che lusso, possiamo dirlo, bellissimo. Per me è un ritorno a casa, quindi sarà bellissimo salutare Catania così. 25 anni appena compiuti, catanese doc, anzi Marcagliocciu, come direbbe suo padre, il più noto Giuseppe Castiglia. Anna è cresciuta a pane, musica e catanesità. Ma io mi sedeo a fare poppetta. Che significato ha Io mi Dio, che è poi una nostra espressione tipica? Ma io quando l'ho scritta volevo simboleggiare un po' un nostro atteggiamento di rilassatezza, a volte cioè questa frase la diciamo molto spesso proprio per indicare un po' anche di menefreghismo a volte, però io sto rivalutando veramente anche questo ultimamente, vedo tanta positività. Dopo anni di studi e gavetta a Torino, la grande vetrina del talent musicale X Factor e adesso il ritorno nella sua città, che sa di emozione e soddisfazione. Quello catanese ha un altro significato sicuramente per me, rappresenta comunque un punto d'arrivo, un lancio ma anche di partenza, cioè è un palco stupendo, è ancora più emozionante magari della TV o di un palco esposto come quello di X Factor. E non escludo la politica, la musica, Mi hanno messo questa etichetta un po' della cantautrice vecchio stampo che un po' mi spaventa perché non sono solo questo e non sono proprio la figlia di Andrea Guccini, però da un lato mi dà, cioè voglio sentirmi rappresentata da questa cosa perché lo fanno come complimento. È stato detto molto sull'ironia, le parole, il numero di parole, la velocità, quindi forse questo. E il 2024 sarà l'anno dei tour, dell'album e di tante altre novità in musica. Ma io mi Dio. E nel capoluogo etneo è tutto pronto per il tradizionale concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini. L'evento sarà trasmesso in diretta sulla nostra rete, Antenna Sicilia, e in streaming su lasiciliaweb.it. Sold out ormai da 3 settimane il tradizionale concerto di Capodanno che il Teatro Massimo Bellini ha in programma il 1° gennaio e che sarà trasmesso in diretta su Antenna Sicilia e in streaming sulla siciliaweb.it. Un grande evento per accogliere il 2024 nel segno della musica, un invito ed una occasione anche per il pubblico televisivo e del web per farsi travolgere dal turbinio dei valzer e delle polche, ma con un percorso musicale che porterà anche alle celebri pagine sinfoniche, un itinerario ideale nello spazio e nel tempo tra 800 e 900 attraverso autori e paesi europei ed oltreoceano. Sul podio l'autorevole bacchetta di Ekerhard Stier, direttore e ospite principale alla guida della pluripremiata orchestra dell'ente, in un programma di musiche di Bellini, Tchaikovsky, Gounod, Mascagni, Achaturian, Brahms, Johann Strauss, un'antologia alla quale si aggiunge una prima assoluta commissionata dal teatro al compositore catanese Matteo Musumeci. Ad aprire il concerto di Capodanno sarà una sequenza dei brani di Vincenzo Bellini con la maestosa sinfonia di Norma. Quindi i valzer e le incursioni nel repertorio russo e nelle danze ungheresi. Il concerto avrà inizio alle 19 con collegamenti su Antenna Sicilia e la siciliaweb.it già dalle 18:30. Adesso ci fermiamo, torniamo fra pochissimo con la pagina sportiva.
Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport. Come sempre apriamo con la notizia di pallavolo. Nella prima giornata di ritorno di Superlega, Catania ha perso 3-0 in casa con Perugia, 20-25, 24-26 e 19-25 i risultati dei parziali per gli umbri. Andiamo al calcio. Il 2024 comincerà con il mercato. Dal 2 gennaio le formazioni siciliane, così come le altre società professionistiche, potranno ufficializzare i primi colpi. Catania e Palermo saranno molto attive. Sergio Colosi. Cedere prima di rinforzare è l'obiettivo dichiarato del Palermo per il calciomercato dal 2 al 31 gennaio prossimi. In partenza Valente, seguito dal Sud Tirol e da mezza Serie C. Salim Diakité, che può ricoprire ruoli di laterale destro e centrale di difesa, piace al club rosanero, interessato anche al fantasista Luka Topalovic, 2006 di prospettiva e tra i più continui nel massimo campionato sloveno. Con 5 reti subite nelle ultime 2 giornate, l'arrivo di un terzino destro è una priorità e oltre a Diakité c'è forte interesse per Lorenzo Dickman del Brescia e Nicolò Pierozzi della Fiorentina. Il CD Group investirà per essere protagonista nel girone di ritorno. Anche il Catania punta a rinforzare l'organico, con acquisti mirati e funzionali al progetto del club. Tra questi il jolly offensivo Cesar Falletti, trattativa calteggiata da Lucarelli, di cui però la Ternana non vorrebbe privarsi. Arriverà anche una punta centrale, esperte di categoria come Salvatore Caturano o Ernesto Starita, o altrettanto forte ma giovane come Gabriele Artistico, mentre Dubiscas, destinato alla Juve Stabia, raggiungerà ex compagni il direttore Matteo Lovisa, con lui già al Pordenone. Vicino il tesseramento di un altro big, Emanuele Cicerelli, che agirebbe in attacco sulla sinistra, al posto di un fin qui deludente Marsura. A De Luca è interessato il Siracusa, che ha già preso Sarao. Il Messina attende la riapertura del mercato per tesserare il giovane trequartista Leonardo Pedicillo, che si allena con i giallorossi. Si allontana invece la Vardera, mentre l'idea Rosafio può concretizzarsi se il giocatore, per ritrovare Modica, accetterà di ridursi l'ingaggio rispetto alle proposte più allettanti di Padova e soprattutto Novara. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. A tutti voi una buona serata.